Avrà un respiro particolare l'annuale cerimonia in onore dei caduti della Grande Guerra al Sacrario del Pasubio, in programma domenica 5 luglio. Quest'anno infatti ricorre il centenario del sacello ossario, inaugurato il 29 agosto del 1926 alla presenza del re Vittorio Emanuele III, per rendere omaggio ai caduti della prima armata del generale Pecori Giraldi. Quest'anno spetta alla città di Vicenza l'organizzazione della cerimonia. Festeggeremo con una iniziativa, una celebrazione solenne a 100 anni dall'inaugurazione dell'ossario, ma lo faremo anche qui in città di Vicenza, all'interno di Palazzo Trissino, nel cortile che diventa una piazza culturale per le mostre fotografiche, perché dal 29 di luglio al 7 di settembre qui ci sarà una mostra con immagini che raccontano la storia dell'ossario e con articoli di giornale che raccontano appunto come si sia arrivati alla costruzione dell'ossario prima e poi in questi anni a mantenerlo per 100 anni. Programma che prenderà il via con il concentramento sul piazzale dei reparti in armi e l'afflusso delle associazioni combattentistiche d'arma, poi gli onori alla bandiera della città di Vicenza, decorata con 2 medaglie d'oro al valore militare, e ai gonfaloni dei comuni decorati al valore militare. C'è una novità in quanto ci saranno 60 austriaci e questi 60 austriaci si ritrovano di nuovo a fianco agli militari attuali, di fianco agli reduci e ai parenti, ma c'è sempre un motivo per amare questo posto. In questo centenario abbiamo voluto essere vicini, come lo siamo sempre stati, ma anche in maniera come dire, più sentita, alla Fondazione 3 novembre 1918, che cura e valorizza questo ossario e lo mantiene, diciamo, sempre in perfetta efficienza, considerando che è un contenitore di persone, di cose e di persone che hanno dedicato e dato la loro vita per la nostra difesa.